È un regalo di Natale dolcissimo quello che si è fatta la Reale Mutua Fenera Chieri 76, che tra le mura amiche del Pala Fenera si regala 3 punti d'oro battendo la Zanetti Bergamo per 3-1. Con questo successo le collinari tornano prepotentemente in corsa per un posto ai quarti di finale di Coppa Italia e il match del Boxing Day in trasferta contro Brescia diventerà fondamentale per le ambizioni delle collinari in questa competizione. Male Bergamo che dopo lo squillo nel secondo set non riesce più ad arginare le piemontesi, che anche in attacco giocano una partita di livello, e i 52 punti complessivi di Grobelna, Perinelli e Acrari ne sono la dimostrazione. Sontuosa la prestazione di quest'ultima, premiata a fine match anche come MVP. Passando alla cronaca, Chieri porta a casa il primo set con il punteggio di 25-23. Buono il primo gioco delle collinari, che sono partite subito molto bene, approfittando di qualche errore di troppo in fase di ricezione da parte di Bergamo. Formazione lombarda che si è trovata sin dal primo parziale a dover inseguire le padrone di casa sul finale. Ha provato ad annullare 4 set point sul 24-20, ma dopo essersi portata sul 24-23 commette un'invasione e consegna il set a Chieri. Buono il primo gioco di guerra tra le fila delle bianco-blu. Per la Zanetti in evidenza la prestazione di Malvina Smarzek. Bene con il servizio Bergamo, che chiude il primo gioco con 3 ace. Secondo set invece che viene portato a casa nettamente dalle ragazze di coach Fenoglio con il punteggio di 18-25. Nella prima parte di questo gioco l'equilibrio regna sovrano, ma nella seconda metà del set Bergamo riordina le idee, migliora la correlazione muro-difesa e crea un solco nel punteggio. Si arriva sul 13-20 e per Chieri diventa difficile provare a tornare in corsa. Ottimo il secondo gioco di Laura Melandri e di un'immensa Malvina Smarzek. Decisivi cambi di coach Fenoglio, che a set in corso inserisce Samara per Loda e migliora la fase difensiva della propria squadra. Male invece Meyers, subentrata al posto di Grobelna. Buona anche la gara di Prandi, chiamata a sostituire Mirkovic già durante il primo set. Reazione d'orgoglio delle collinari nel terzo, che riescono a portare a casa con un netto 25-15. Chieri, che in realtà non parte bene trovandosi sotto 2-5, da quel momento in avanti, grazie anche e soprattutto a 4 punti consecutivi di Yasmina Acrari, 3 muri e un primo tempo, riesce a regalarsi il sorpasso e da quel momento in avanti non sbaglia praticamente più nulla e crea un distacco enorme con la Zanetti. Si arriva addirittura sul 22-11 e per Loda e compagni non c'è molto da fare. Anche il quarto set va dalla parte delle bianco-blu, che chiudono il computo totale dei set e tornano in corsa per la qualificazione in Coppa Italia. Dopo il totale equilibrio dei primi punti, 10 pari, Chieri mette la freccia e, trascinata da Grobelna e da una monumentale Acrari, chiude set e match sul 25-20. Con questo successo Chieri sale all'ottavo posto in graduatoria a quota 16 punti, superando proprio Bergamo, che rimane ferma a quota 15 e scala in nona posizione.